Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from... Seguiamo la nostra di rassegna di bellezza qui a Miss Topolini, nel secondo casting. Io sono Rocco e vi presento l'aspirante Miss numero 28. 28, nome Betsy. Betsy. Allora, Betsy è una ragazza simpaticissima, si stava distruggendo per salire sul nostro gradino, ma è un piccolo dettaglio, non ti ha visto nessuno. In realtà l'unica cosa che vedono i nostri amici Miss Topolini è la tua bellezza, giusto? Quindi sono convinto che, insomma, vogliono conoscerti meglio. Quindi iniziamo dall'età, cosa fai nella vita, i tuoi progetti futuri. Ok, ho 16 anni, quasi 17. Nella vita cosa faccio? Beh, stavo facendo la scuola turistico, ma ho lasciato. Adesso andrò a fare un'altra scuola. Boh. Ho capito, ho capito. Va bene, benissimo. Allora, come mai il ramo turistico? Ti piace stare in mezzo alla gente? Sì, mi piace troppo le lingue, conoscere le lingue, un po' le culture, tutto. Ho capito, bella questa cosa qui. Quindi suppongo che nel tuo futuro sogni proprio uno sbocco in questo ramo qua, magari aprire un albergo, ti chiedo, o fare l'animatrice. No, precisamente, ma volevo fare l'hostess. L'hostess, ah, benissimo. Beh, insomma, hai tutte le qualità per farlo. Senti, ma come mai ti sei iscritta anche a Miss Topolini? Cioè, cosa ti aspetti da un concorso così importante? Sei pronta a metterti in gioco di fronte a migliaia di persone? Ma precisamente l'ho fatto per mettermi in gioco, poi non so, magari un po' di fortuna, pizzico di fortuna. Assolutamente, la fortuna è determinante, la determinazione è fondamentale, però anche un pizzico di fortuna. Bene. Segno zodiacale? Leona, quindi segno di fuoco, determinata. Bene, senti, una curiosità, ma hai un colore preferito, un colore portafortuna o proprio un portafortuna? Adoro il celeste. Adoro il celeste, come il cielo. Sì. Benissimo. Allora, anche per te, la telecamera di Miss Topolini, adesso puoi fare tutti i saluti che vuoi. Voglio salutare a tante amiche, a Midi, a Nicole, insomma tutte. Va benissimo, in bocca al lupo. Grazie mille, in bocca al lupo. Crepi il lupo. Crepi il lupo.